In corsia la pettorina con la scritta "Vietato interrompere l'infermiere" diverrà. Adesso scriveremo ovviamente nella pettorina infermiere che sta distribuendo farmaci per le terapie. È con questa scritta che gireranno tra i reparti gli infermieri degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. Per cui andremo a evitare il termine disturbare, che potrebbe essere troppo impattante per gli utenti. Infermieri come i conducenti dei bus, dunque entrambi responsabili della vita altrui e per questo da non disturbare. Se infatti una banale distrazione sul bus può causare un incidente, in corsia la somministrazione del farmaco sbagliato può rivelarsi fatale e comunque pericolosa. Ma in corsia la scritta "non disturbare", dopo essere stata testata, è apparsa eccessiva. Ecco allora che il progetto dal nome Cure Sicure è corso ai ripari. Nuove pettorine, nuove scritte. Gli infermieri incaricati avranno una divisa identificativa di colore grigio sul davanti con una chiara scritta sulle spalle: terapia in corso. Nel trattamento ospedaliero la somministrazione del farmaco in corsia deve rispondere alla regola delle 5G da rispettare: giusto farmaco, giusta persona, giusta dose, giusto orario, giusto metodo. Se anche una sola viene meno, il rischio è elevato per il paziente, ma anche per chi ne ha la responsabilità. Aggiorni la nuova divisa. Di fatto l'infermiere non dovrà essere disturbato per alcun motivo.